Buongiorno a tutti. Allora, risponderò a un po' di vostre domande. Prima di tutto volevo rispondere a quella sui miei studi. Io ho fatto il liceo classico e quando ero al liceo facevo parte di una compagnia teatrale e quindi da lì mi è nata la passione per il teatro. Appena finito il liceo ho fatto gli esami in accademia, l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Sono stata presa miracolosamente perché c'erano tanti che ci provavano a entrare, c'era un concorso e da lì è cominciata la mia carriera teatrale, insomma la mia carriera artistica. Ho fatto tanto teatro e la passione per il doppiaggio invece mi è nata anche un po' per caso, perché dopo tanto teatro, dopo aver girato parecchio, a un certo punto mi sono dovuta e voluta fermare, perché sono nati i miei figli e quindi era il caso che io stessi un po' di più vicino a loro e che non andassi in giro per l'Italia o per il mondo. Quindi attraverso degli amici che facevano doppiaggio mi hanno detto ma perché non provi, vedi? Insomma, è stato amore a prima vista. Quindi ho cominciato con il doppiaggio e da allora non ho più smesso, insomma sono passati tanti anni. Vorrei ricominciare anche con il teatro perché il teatro è il primo amore e il primo amore non si scorda mai, quindi spero che arrivi anche il teatro. Eh, la mia esperienza con l'incantesimo del lago è incredibile perché Uberta, la regina Uberta, la faccio dal primo film fino a quanti ne ha fatti? 12, 13 di film, non lo so, ho perso il conto. E lei è buffa, è così, è pazzerella, quindi è stato molto piacevole doppiarla perché comunque era una caratterizzazione che mi apparteneva parecchio. Invece per quanto riguarda Hannibal, lì è stato più tosto perché comunque il film è un film tosto, è un thriller, è un horror, c'è di tutto ed è stato difficile perché comunque io venendo dal teatro non sono una che va tanto di tecnica, di solito anche nel doppiaggio andiamo di tecnica, così si dice. Io non sono capace, quindi quando doppio mi infervoro, insomma partecipo di quello che faccio, per cui Hannibal è stata un'esperienza forte. Come anche Squid Game. Squid Game è stata un'esperienza anche lì forte perché intanto il doppiaggio in un'altra lingua assolutamente diversa dall'inglese, lingua alla quale ero più abituata. Il coreano è una lingua molto più difficile, con dei suoni proprio più difficili anche da ricreare. Però per quanto riguarda la storia, la conoscete, quindi insomma è stato abbastanza forte anche lì, questa madre, insomma è stato difficile. E invece Ritorno al futuro, beh, Ritorno al futuro è stato divertente, a parte aver partecipato a un film come Ritorno al futuro che è un cult, i tre Ritorno al futuro ancora oggi si vedono, si fanno vedere, si fanno guardare con grande passione anche dai fan ed è stata doppiare Clara Clayton, dolcissima, tenerissima, insomma è stata una bellissima esperienza. Il mio personaggio preferito, in realtà non ne ho uno particolare, ce ne sono tanti. Forse uno che mi è piaciuto di più doppiare è il personaggio che ha fatto John Cusack In e Out. In e Out è stato divertentissimo, mi sono veramente divertita a doppiarla. Questa insegnante che si innamora purtroppo di un gay e non lo sa fino al giorno del matrimonio. Insomma, c'è la scena in cui lei va al bar per ubriacarsi dopo aver saputo che l'uomo che voleva sposare era gay, insomma è troppo carina, troppo divertente.
Programmi per il 2026, non lo so, spero tanto lavoro, spero che l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il doppiaggio non ci blocchi, ma che ci dia invece nuovi stimoli per fare sempre meglio, perché noi siamo un'eccellenza nel campo del doppiaggio e quindi speriamo di riuscire a fare sempre meglio teatro, doppiaggio, mi piacerebbe fare cinema, mi piacerebbe fare televisione, insomma, mi piacerebbe fare il mio lavoro. E intanto saluto tutti i follower di Sicilianaria, vi saluto, vi mando un grande bacio e vi ringrazio per avermi ascoltata e se avete domande o qualsiasi altra cosa sono qui. Ciao a tutti, viva la Sicilia! Ah, a proposito, io sono siciliana, mia mamma e i miei nonni erano di Messina, quindi mi sento profondamente siciliana anch'io. Grazie a tutti e un bacio a tutti i siciliani e a tutta la Sicilia.